Poi dopo ho vidi un triangolo, ben sestato, che veniva dal cielo invulciato un null, e cernieli cerciati dall'arca. Aveva la muse tance sorelle, e le diambe tance colonne di fuoco. Te man aveva un libro verde, al poi il pied dretto sul mare e che il ciam sulla terra, e al bella gran voce, come il leone quando carugnisce, e appena finì di berlà lui, i 7 tons e facciano sentire la loro voce. Dopo che i 7 tons avevano fatto sentire la loro voce, io ero pronta per scrivere, quando ho sentito una voce dal cielo che mi dice: «Messo sigillo c'è che hanno detto i 7 tons, e non sta a scriverlo». Allora l'agnolo, che avevi veduto con un piede sul mare e con un piede sulla terra, all'alce la destra verso dal cielo, e alzure, perché il calvif tai secoli, che ha creato cielo, terra, mare, e duce che le denti, von despietato. Tal dice che il 7° agnolo farà sentire la sua voce, e suonerà la tromba. Allora il mistero di Dio si colmarà, come che lui ha raccontato ai suoi servitori, i profeti. Poi la voce che avevi sentito dal cielo e torna in daur a favelami. Va, chioli il libri verdi de man dall'agnolo, che sta impalato sul mare e sulla terra. Allora mi sdogni dall'agnolo e lo pregai di darmi il librut, il che mi dice: chiollo e glottolo, ti riempirai budei di marum, ma in bocce ti sarà dolce tance la miele. O chioli che il librut de man dall'agnolo e lo glotti, in bocce lo sentì dolce tance la miele, ma appena paratiu ho sentito ai budei tutti il somarum. Allora mi fu detto: tu has di profetà, anche mo, son tu nevori di popolo, di genassies e di res. Poi dopo mi fu dato una cianusse, uso una stage e mi fu detto: ieve su e misuri i santuari di Dio e l'altare e il numero di che sono là dentro l'audin. Il curtil, che le fuori dal santuari, lascialo di bande, non sta a misurarlo perché l'ha data ai paians, che tibiranno la santa con 42 mesi. Ma farà in modo che i miei 2 testimoni, vistus di sac, arrivino in porto con la loro missione di profeti per 1260 dies. Che sono i 2 olivars e i 2 candeliers che stanno denando dal Signore dal monte. Se qualcuno i vieni su che io di far dal mal, da loro bocce alzerà fuori un fuoco che li brustilizzerà i suoi nemici, e i 2 che mangiano al contro di loro e hanno di fare queste fin. Loro hanno il potere di inchiostrare il cielo perché non coli neanche una goccia di ploe intanto che professeranno, e hanno anche il potere di tramutare laghe in sangue e di pestare la terra con ogni sorte di flagel ogni volta che voleranno. E quando avranno finito la loro testimonianza, la bestia che ven su dall'abisso si butterà contro di loro, io vincerà e io coparà. I loro corpi saranno esponuti sulla piazza delle grandi città, che spiritualmente è a non Sodome e Egitto. Giusto è là che il loro Signore alle sta mettuto in croce. Oms di ogni popolo, tribù, lingue e giarnassie, e vi daranno i loro corpi per 13 mesi, e non lasceranno che i loro corpi avvengono mettuti un tombale. La indettiere e faranno feste su di loro, e saranno contenti, e si faranno regali, perché che i 2 profeti erano il tormento dei indettiere. Ma passati 13 mesi, Dio soffla intorno il spirito di vita, che io tornai a mettere in piedi con transpac di che erano lì a Chialaio. Allora a sentire dal cielo un gran berli, là su, e all'era in su in cielo tu null, sotto voi dai loro nemici. Giusto in quel al capita un gran terremoto, che sdrume la 10ª parte di città. In quel terremoto a morire in 100.000 di loro. Quel che erano restati 12 cattoris
a laudare il Dio dal cielo. Così al passo anche il secondo, poars mai watris, e vecca al capite il chierch, poars mai watris. Al suona la tromba il settimanio, e il cielo si riempie di vosoni tremendis che dicevano: il ream dal monte, all'è dal Signor nostri e da suo Cristo. Lui regnerà dai secoli. Allora i 24 viei, sentati sul loro schians denanti di Dio, si buttarono in quella musica partiere e laudarono Dio dicendo: noi ti ringraziamo, Signore, paron di tutto, che tu sei e che tu eris, perché tu hai smettuto in man alla tua grande potenza e tu hai smettuto in pis il tuo reame. I paiani si erano sustati, ma ieri va dell'ore dal tuo svindic, il team giudica i morti di dare il merito ai tuoi famei, ai profeti, ai santi, ai due che hanno teme dal tuo nome, piccoli e grandi, e di farle finire con quei che fischi in la terra. Allora si divierge il santuario di Dio dal cielo e dal santuario al compare anche l'arca dal patto. Attaccare un po' folks, berlis, tons, taramos e una tempesta di chiesa.